Il centro sportivo di Via Ianesi a Tolmezzo ha ospitato domenica 30 giugno la prima edizione del torneo di calcio camminato della Carnia. Tra le formazioni miste over 50 impegnate, la squadra di casa del Tolmezzo, il Casarsa della Delizia ed il Sacile. Una disciplina arrivata da qualche anno dall'Inghilterra, un'opportunità per migliorare la salute fisica con le partite che si giocano sul campo di calcetto ad un ritmo più lento, dove è rigorosamente vietato correre, così da ridurre il rischio di infortuni, ma mantenendo comunque un'attività cardiovascolare ottimale. Vittoria della squadra di casa del Tolmezzo che ha conquistato tutti gli incontri disputati, seconda posizione per il Sacile, terza piazza per il Casarsa della Delizia. Da segnalare l'ottima prestazione di Clara Blarzino, capocannoniera del torneo con 4 reti. Cos'è il calcio camminato? Uno sport che è nato in Inghilterra qualche anno fa e che noi abbiamo mutuato. Le regole sono molto simili al calcetto, con alcune differenze. Per esempio non si può correre, bisogna camminare veloci, si possono fare tutti i cambi che si vogliono e il contatto fisico è molto più limitato per dare la possibilità a tutti di divertirsi e di fare comunità. Allora, bisogna essere almeno cinquantenni per partecipare a questi tornei e quindi ringraziamo appunto tutti gli amici di Casarsa e Sacile, di cui tra l'altro siamo stati anche ospiti e quindi la prossima edizione si giocherà a Bassano. Devo ringraziare i veterani dello sport che ci hanno aiutato nell'organizzazione. La parte più importante chiaramente di questo torneo non è vincerlo, ma è il terzo tempo e quindi parlare, discutere con gli amici e la parte conviviale.